Prima seduta ieri sera del neoconsiglio comunale di Porto Empedocle, alla presenza dei nuovi consiglieri eletti, così formato: Carmelo Sanfilippo, Giancarlo Taormina, Salvatore Agro, Gerlando Di Francesco, Salvo Iacono, Alfonso Scimè, Giuseppe Grassonelli, Giuseppe Iacono, Melania Nuara, Roberto Marcolo, Giuseppe Loiacono, Concetta Sacco, Giorgia Caruana, Veronica Zambito, Salvatore Ersini e Sebastian Castelli, che ha preso il posto di Mary Lucaci, nominata vice sindaco dal primo cittadino Calogero Martello. Quindi il giuramento dei consiglieri comunali con la formula: giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, avvenuto dopo la loro convalida. Nessuno di loro infatti è risultato ineleggibile. Si è proceduto così alla prima votazione per il neopresidente del Consiglio Comunale Empedoclino. Prima della votazione ha preso la parola il consigliere comunale Salvatore Ersini, eletto nelle liste di 5 Stelle, che ha lanciato ai neoeletti la sua candidatura a Presidente del Consiglio. Quindi si è proceduto alla prima votazione, presieduta dall'ex Presidente del Consiglio Mary Lucaci, ora Vice Sindaco. Risultato eletto il consigliere comunale Salvo Iacono, cui è aspettata la nomina di consigliere comunale, essendo stato il candidato sindaco sconfitto e andato al ballottaggio, così come prevede la legge. 9 voti a favore di Salvo Iacono, seguito dal consigliere comunale Salvatore Ersini, che ha ricevuto 6 voti, una sola la scheda bianca. Quindi la votazione del vicepresidente, che con lo stesso risultato è stato Salvatore Agro di Primavera Empedoclina, eletto nella lista del candidato a sindaco Gianni Amel. Quindi ha preso la parola il neopresidente Iacono, che ha ringraziato i consiglieri per la fiducia accordata, dimenticando la campagna elettorale, rivendicando il suo ruolo di super partes e che rappresenterà l'intera assise. Poi si è passati al giuramento del sindaco e all'accettazione della carica. Il sindaco Calogero Martello, così come Salvo Iacono, nei loro discorsi iniziali hanno auspicato una unità del Consiglio Comunale Empedoclino verso un miglioramento delle condizioni della città marinara. Entrambi hanno dichiarato come la campagna elettorale sia passata. Ci vediamo tra 5 anni, ora quello che conta è il bene comune per la città di Porto Empedocle. Come intenderà portare avanti il suo ruolo super partes di Presidente del Consiglio? Ma già l'hai detto tu, un ruolo super partes significa lavorare per questa città in stato emergenziale, come abbiamo detto durante una campagna elettorale che è durata 6 mesi. Oggi abbiamo chiuso praticamente la struttura organizzativa politica dell'amministrazione. Al più presto inizieremo a lavorare con l'amministrazione per portare avanti tutto quello che bisogna questa città. Le emergenze sono tante per la città di Porto Empedocle, riuscirà la parte politica a dare delle risposte attive e fattive? Non siamo maghi, questo è sicuro, riuscirà la parte politica. Se tutti assieme lavoriamo per il fine comune di salvare questa città, tutti saremo contenti di dare un contributo alla nostra città. Siamo tutti qua in ruoli diversi, ma è importante che lavoriamo per Porto Empedocle. Questa è la 5ª legislatura che io faccio, quindi ho un po' di esperienza, l'ho maturata. Questo ruolo di vicepresidente mi onora, farò di tutto quando dovrò sostituire naturalmente Salvo Iacono, perché il presidente è Salvo Iacono. Sarò il vicepresidente di tutto il Consiglio Comunale, dell'opposizione e della maggioranza, diciamo, se si può chiamare maggioranza. Metterà a frutto quindi la sua esperienza di tanti anni di consigliatura. Le emergenze sono tante a Porto Empedocle. Già l'avevo detto io in Consiglio Comunale in un mio breve intervento, metterò a disposizione la mia esperienza ventennale, a disposizione specialmente di quelli nuovi, dei consiglieri comunali nuovi. C'è tanto da lavorare, i problemi di Porto Empedocle li conosciamo già e speriamo di lavorare tutti assieme. Noi siamo all'opposizione, faremo una opposizione costruttiva e valuteremo gli atti man mano che verranno posti in Consiglio Comunale e voteremo tutti gli atti che riguardano il bene del Paese. Su questo non ci sono nessun dubbio, senza sotterfugi o qui che sia. Ma è chiaro che questa amministrazione ha il compito di stare in mezzo alla gente, di stare vicino alla gente, perché è per la gente che noi dobbiamo lavorare. Questo comune, la gente di questa città aspetta tante risposte, ha il diritto di chiedere e chiedere a noi che ci siamo proposti di portare avanti idee concrete per il bene di questa città. L'ho detto poc'anzi, noi siamo l'amministrazione di questa città che nonostante abbia vissuto una dura ma leale competizione elettorale
adesso la competizione è finita, è necessario lavorare per questa città perché siamo nelle condizioni di qui ai prossimi mesi di portare i risultati a questa città. Ci auguriamo che questo avvenga in armonia e auguro un buon lavoro al Consiglio Comunale e mi auspico che insieme possiamo fare tanto per Porto Empedocle. Sì, grazie, sono onorata di questo nuovo incarico, sono già al lavoro da una settimana, ci siamo presi un grosso impegno con la città ed è fondamentale riuscire a portare a termine anche le piccole cose, perché come ha detto il nostro sindaco in campagna elettorale noi cerchiamo una Porto Empedocle normale, non andiamo alla ricerca di cose stratosferiche. Vogliamo la normalità, ma è giusto che i nostri cittadini abbiano quello che si meritano e io farò tutto il possibile insieme al nostro sindaco e a tutta la giunta di raggiungere degli obiettivi in questi 5 anni. Porto Empedocle ha veramente bisogno di rinascere. Entrambe le parti hanno dichiarato concordia e superare gli steccati della campagna elettorale, sarà vero? Io lo spero vivamente perché dalla vecchia amministrazione purtroppo opposizione e maggioranza non sono riusciti a dialogare. Spero che questa volta invece si raggiunga un accordo e si vada tutti dritti verso un unico obiettivo, la salute e la crescita di Porto Empedocle.